La crisi ci fa tutte badanti. Nell'esercito della faticosa professione, di antica nascita ma moderna necessità, di chi si occupa di pulizie, spesa, pasti, ma soprattutto di assistenza ai nostri anziani per meno di 1.000 euro al mese, si stanno arruolando sempre di più le italiane. Se appena 4 anni fa la percentuale di badanti nostrane in territorio veneto che chiedevano di fare le badanti era appena un 2% sul totale, oggi, secondo il Centro regionale migranti che svolge corsi specifici di formazione al riguardo, le italiane sono già a quota 53%. Quasi scomparse macedoni, albanesi e russe, in flessione anche le rumene e le moldave, sembra ormai evidente il sorpasso italiano nell'accedere a questo lavoro. Una tendenza già in atto, ma che solo in questi ultimi 12 mesi ha subito un'impennata, causa soprattutto le difficoltà economiche che hanno obbligato molte donne a rimettersi in gioco. Infatti il profilo della badante italiana tipo è decisamente diverso da quella straniera. Se quest'ultima infatti ha meno di 40 anni, un elevato titolo di studio e vive stabilmente nella famiglia a cui presta assistenza, le nuove leve italiane hanno più di 50 anni, titolo di studio basso e mediamente si affacciano al mercato del lavoro per la prima volta in vita loro e lo fanno dichiaratamente per motivi economici: la pensione che non basta, i figli usciti di casa, il marito cassa integrato. Insomma, da necessità virtù sembra essere lo slogan di una nuova, si fa per dire, generazione di lavoratrici, che ci riporta indietro nel tempo, quando un nord-est meno potente e meno ricco, ma forse più sensibile di oggi alla famiglia, esportava governanti.